titolo, dice, o il Parlamento o la magistratura, una delle due tenaglie deve saltare. 27938/04 e poi vediamo i commenti. Una notizia: distrutta Lamborghini della polizia, incidente a Cremona, feriti 2 agenti. La Lamborghini in dotazione alla polizia stradale di Bologna è andata distrutta in un incidente avvenuto a Cremona. Il bolide si è infatti andata a schiantare contro delle auto in sosta per evitare una vettura che le avrebbe tagliato la strada. I 2 agenti a bordo sono rimasti feriti in modo non grave. Comunque dice, e adesso i danni chi le paga? Dice, le cure ai 2 questurini d'Italia? Ecco, la colpa è dell'auto che gli ha tagliata la strada. I questurini d'Italia di colpe non ne hanno mai. Loro fanno i verbali. Quelli rifanno. Ehi, occhetto striglia il PD, dice, ripartire da Berlinguer. E sicuramente avrà detto che la questione morale è centrale. Sì, comunque dice, e perché no da Bruce Lee? Ehi, comunicato, dice, importante. Il grande vecchio, o giallo, no? Pulcioso, o cane, no? E astemio, quello che non beve perché non ha soldi per comprarsi da bere, è diventato astemio, contribuiscono con 1.000 euro al mese, dice, liberati dall'impegno economico alcuni dei soliti noti. Dice, ne servono 10.000 al mese per resistere alla mala giustizia, alla mala Milano Italia. Sti italiani, oltretutto dice avari, che miserabile, lo puoi dire forte. Mostra questo, chi è questo? TIL 3, TIL 333, vomiti, TIL 333 vomiti. E che dice? Dice, Alberto Nobile, Presidente del Consiglio, Giancarlo Caselli, Presidente della Repubblica, Berlusconi e Napoletano in galera. E che cazzo ne so? C'era una scusa. Dice, l'importante è togliere un po' di zavorra. Sì. Dice, uno vale l'altro. Tiene ragione. Come già detto, dice, occorre assolutamente che una delle 2 tenaglie salti. Ha ragione. Dice, 2 galli in un pollaio si ammazzano a vicenda. Se galli sono gli umani, questi umani, subumani, dice, piuttosto che farsi male, si accordano e ammazzano le galline, fattore compreso. Ha ragione, sì. E tiene ragione. Che c'è anche Laura Tragni, questo mi ricorda. Beh, assoluto. Che dici? Dice, ma forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere al meglio ogni momento come ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Ma va, fanculo, va, se mi sa fa pure la poeta Laura Tragni, ma da via al culo, va. E infatti il 3-3 dice vomiti, dice, questo dice scemo, e infatti, no, dice, una merdaccia a go, sì, o troppo poetico o una merdaccia proprio, fanculo, va. Se dice una merdaccia a go, dice, meglio non badarci. Poi c'è ancora il tio 333 vomiti che dice, ecco, dice, Caselli for Presidente, Berlusconi e Napoletano in galera. Anene dice, tocacrazia? Dice, c'è già, tanto vale lo sia alla luce del sole. Abbiamo ragione, che ci frega? Dice,
Il vero nemico, dice, è colui che non puoi guardare in faccia, ti colpisce con chi ti colpisce. Il vero nemico è colui che non puoi guardare in faccia, ti colpisce con chi te la prendi. Appunto, l'importante è che abbia una faccia, non ha importanza. Il nemico non ha importanza, l'importante è che abbia una faccia. Ha ragione. Titolo: Mezzo, l'avvocato Buongiorno. Dice, sollecito incastrato. E da mo' che lo dicono, che lo diciamo. E quelle così fanno. Lì in tribunale lavorano per incastrare chi non c'entra niente. Ecco in che cosa consiste il lavoro dei togati in Italia. Incastrare la gente che non ne serve niente. E chi paga è il cittadino. Processi che non finiscono mai. Non finiscono mai, il colpevole non c'è mai, questi e quando c'è è uno che non c'entra niente. Tanto vale chiuderli. Se non si chiudono che andassero al governo. E adesso, comunque, sta Buongiorno, dice, adesso che l'ha detto, denunciare chi ha incastrato il sollecito alla Corte Europea, all'ONU. Il Parlamento in Italia dice non conta un cazzo, richiamandosi alla dichiarazione universale, naturalmente. Dice, perché i PM simili possono fare quello che vogliono? E c'è ancora Laura Tragni e dice, cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Ma che cazzo c'entra off topic? Dice mai niente questo. Il portavomiti, che dice il portavomiti? Che dice? Dice, nobile Alberto dice è una puttana. I figli dice erano sacrificabili e infatti sono morti. Dice risucchiati, dissanguati, prosciugati, scavati, lobotomizzati, dice come un ragno con la mosca, anzi le mosche, risucchiati del sangue e degli organi interni e poi sotterrati con e nel letame. Stessa sorte dice per Ruta Gaetano, quella troia deve morire e per quella succhiacazzi della corte Antonio, ma prima dice ti ammazzo il Stafono, prima ti ammazzo il Stefano Maria Piacivardi, dice te lo avveleno, ma che cazzo ce ne frega a noi? Comunque dice tutti trans, comunque dice non ce ne frega niente. In Gordon dice quell'assurdo di personaggio dice che chiamano Berlusconi assieme ai PM suoi falsi avversari vogliono annientare la russa cara mia, dice questo è il problema, la notizia non apparirà mai, dice sull'informazione ufficiale. Ecco cosa ne sa. Titolo delitto di Varese, Piccolommo dice sono musulmano, dice sento odor di Valium gas impianti SPA, mafie 7 riunite. È quello che ha ucciso l'anziana, che le ha tagliato le braccia. Questa è cosa di 7, non c'entra niente quello.